Gianluca Guancioli, brutta sconfitta per la Tevere Remo che perde qui al Palagems contro l'Italpol, una partita sicuramente dove i vostri avversari hanno meritato e hanno dimostrato di essere meritatamente primi in classifica. Qualche cosa da rivedere per voi che avete comunque avuto degli sprazzi nel corso di questo match senza però concretizzare troppo sottoporta. Ma guarda, brutta sconfitta sì, ma fino a un certo punto, perché comunque loro sono una corazzata, stanno ammazzando il campionato e quindi siamo venuti qua senza nulla da perdere, tra virgolette. Poi i valori in campo sono emersi alla lunga. Secondo me noi abbiamo fatto una serie di errori individuali, io per primo al primo tempo, al terzo e il quarto gol abbiamo fatto un po' di confusione e poi là ci siamo sciolti. Però comunque insomma lo sapevamo, non è questa la partita dove noi dovevamo fare i punti. Allora a questo punto rimanete comunque nei playoff, anche se probabilmente le altre dovrebbero avere dei risultati positivi perché avevano degli incontri più facili. Quali pensate siano gli avversari più pericolosi e da guardare per raggiungere il quarto posto? Ma infatti, come ripeto, lo scivolone è stato quello dell'altra settimana, là è stata una brutta sconfitta, oggi probabilmente riprenderanno altri punti, c'è la Lusitana, c'è gli Hornets, ci sta più avanti il Casalotti, adesso non so che mi dimentico, e quindi sarà tosta, però insomma il campionato è ancora tanto lungo e ce la giochiamo, dai. Ora arriva un'altra partitaccia proprio con la Lusitana, poi Poggio Fidoni, ora è un periodo tosto, ci dobbiamo ricompattare dopo 2 sconfitte. Perfetto, grazie a Gianluca.